allora per gli affezionati, lo spiego invece per chi non ci conosce, c'è la rubrica del dialetto veneto. Premessa brevissima: io, Andrea e Ugo amiamo il dialetto veneto, quindi chi vuole imparare il cinese, l'arabo, il francese, il portoghese faccia, va benissimo, grande rispetto e un po' di invidia, ma noi siamo convintamente, profondamente sostenitori del dialetto veneto. Chi è d'accordo con noi? È una provocazione ovviamente, no? Però ci piace l'idea di portare qui nel nostro piccolo delle espressioni vicentine / venete e vedere il sentimento delle persone qui davanti, cioè se capite tutto ciò che dico alzate la mano, se invece qualcosa vi sfugge non alzate la mano, ok? Ci siamo fino a qui? Ci proviamo. Allora, chi ovviamente parla solo in italiano pensa che il dialetto sia da volgari, zoticoni, mi dispiace ma ci prendiamo 10 minuti. Torniamo fra 10 minuti. Allora, la prima. Lei va a casa tutto sbattuto e smonà e pensa di avere ancora 20 anni, lui. Senti cosa che io ho detto? Cosa hai detto? Dice che vai avanti che ti spusi come un nuovo marzo. Avete capito tutto? Traduciamo sempre per le persone di Ragusa o afghane. È arrivato a casa tutto abbacchiato. Vi piace sbattuto, abbacchiato? Cosa bella, no? Smonà abbiamo tradotto con scoraggiato. Funziona? Boh. È arrivato a casa tutto abbacchiato e scoraggiato. Pensa di avere ancora 20 anni lui. Sai cosa gli ho detto? Cosa? Vai a lavarti che puzzi come un uovo andato a male. Marso o anche smarso. Nella variante... so anche, certo. So, vero. Che se parli parli. Prossima. Questa è da sé politicamente corretta, quindi mettiamo già i malvati. 11 anni e la se veste come la 18enne. Cosa posso fare secondo te? Te che metti una boassa sotto il letto, te assali in camera e te che dici che a guerra sei appena commissione. Sempre per stare in eleganza vado. 11 anni e si veste come una 18enne. Cosa posso fare secondo te? Le metti sterco bovino sotto il letto, la chiudi in camera e le dici che la guerra è appena iniziata. Va bene? Prossima. Questa è serio. E che aveva un armaron così brutto che ho pensato mai e poi mai con sto pandoro. Ora che se la doppia faccio la traduzione letterale. Aveva un armadio così brutto che ho pensato mai e poi mai con questo sciocco. Ma se vogliamo essere un po' maliziosi, in alcune zone del Vicentino, quando si parla di armaron, si parla anche dell'altra roba. Se è chiaro, no? No, perché ho anche la tradurre benissimo. La prossima. Stasera mi mangio 3 bale di uovo. Ma guarda, mi invece che non sono 2 bale di tiunco. E figo, ne vedo abbastanza scienziati a Cracovia. Stasera mangio 3 tuorli d'uovo, perché bali di uovo in qualche zona si dice no, bali di uovo. Io invece ne ho solo 2 palle di tè oggi. Bene. Prossima. Stavo se non a vedere un film, a un certo punto volevo basarlo, mi giro e lui e se la addormentato. Lo vuoi scorla? Niente. Passi è questa, no? Facilità. È il verbo scorlare, diciamo. Si dice a Valdagno scorlare, anche a Valdagno si dice. Vedete qualcuno del basso vicentino? Nessuno, perché non sono io convinto che si usi tantissimo sopra il Padovano, su Vicentina, cioè zona sud del Vicentino. Comunque, sabato siamo andati a vedere un film, a un certo punto volevo baciarlo, mi giro e lui si era addormentato, l'ho scrollato, giusto o no? L'ho scrollato, scosso, se che capito? Niente, che ovviamente in dietro si scrive GN, niente.
Prossima. Che gran gnocca la Romina, eh? Sì, ma che spussetta. Spussetta! Quanto sai che non sentivi? Spussetta. Che gran gnocca la Romina, eh? Sì, ma l'abbiamo tradotto con vanitosetta. Mi piace. Spussetta. Adesso un po' vanitosetta. Prossima. È legata a un tirone. Chi non conosce Tirone? Qualcuno c'è. Tirone è un stratone. Quindi mi ha dato uno strattone. Non era così banale questa, perché Tirone non si usa tanto più, secondo me, no? Buchetto in dialetto. Cosa? Un passaggio. Un Tirone, hai ragione. Beh, Giorgio, hai ragione. Perché un Tirone? Hai ragione. Vitto che scopri, hai ragione, assolutamente sì. Prossima. Cosa metteva in Toyonco? Le vansaure di ieri. Vansaure. Che poi si ripete dentro la vostra testa. Vansaure. Quanto bene siete? Questa è facile però. Cosa mettiamo in tavola oggi? Gli avanzi, giusto, del pasto di ieri. Prossima. Questa è scherzosa, soprattutto in quelle serate tipo fine settimana. Tony, che ti ho visto che sei ancora ciao? Mi vedo solo doppio. E qua che sei una altro, no? Tony, hai visto che è ancora chiaro? Ah, io vedo solo doppio, come dire, che poi vesto un po' stasera. Io fate farsi stasera, Sì, ammazza farsi. Va bene. L'ultima, e come diciamo sempre esempio per gli intellettuali, qua sono presenti nel pubblico che si occupa di filosofia teoretica. Uno dice: mi sei capitata una roba assurda ieri. Cosa ti sei capitata? Sono fuori a questa tipa e finché camminavo la scorrerà. Ma dai! Sì, la gatta che scusarsi, tutte imbronciate, e mi dico detto: no, va a setto, se maridiamo subito niente. Non dico niente. Traduco. Mi è capitata una cosa assurda, la faccio più breve. Mi è capitata una cosa assurda ieri. Cosa? Sono uscito con questa tipa e mentre camminavamo ho fatto una scoreggia. Ma dai, sì, ha iniziato a scusarsi, a innebbiarsi e gli ho detto: no, guarda, ci sposiamo subito, come a dire, finalmente che ho trovato una libera. Bel applauso.